Il protocollo per l'accoglienza diffusa tra Regione Veneto e Prefettura di Venezia sta naufragando sotto i numeri degli arrivi settimanali dei migranti, troppi e a un ritmo insostenibile. E Zaia non può non sostenere i sindaci che protestano che non hanno posti per accogliere. Ho ragione da vendere, visto e considerato che noi non abbiamo mai rifiutato l'ospitalità a nessuno. La prova provata è che il nostro modello di integrazione è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come di qualità e che stiamo ospitando in questo momento oltre 550.000 persone, più o meno un 12-13% della popolazione veneta, di immigrati che hanno scelto il Veneto, hanno un progetto di vita in Veneto, lavorano in Veneto, vivono in Veneto, fanno figli in Veneto. E quindi noi siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di insostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9.000 in questo momento e siamo davanti a una situazione che rischia di diventare inquietante, visto e considerato che non ci sono più spazi. Ho fatto un altro ragionamento, il ragionamento di dire al soggetto attuatore, il prefetto di Venezia che si occupa di migranti, evitiamo le tendopoli, fa in modo che si possa ospitare in maniera diffusa, in maniera volontaria, se c'è qualcuno che dà disponibilità. Noi dobbiamo assolutamente scongiurare tendopoli per un fatto di dignità e di insostenibilità da parte nostra, o mega assembramenti tipo Cona. Bisogna chiedere innanzitutto che l'Europa scenda in campo perché è un convitato di pietra e totalmente latitante su questo fronte e dall'altro capire che se solo l'11% dei migranti hanno lo status di rifugiato su 200.000 persone capisco che almeno 170-180.000 non hanno titolo di venire qui. Lei parlava anche con lungimiranza che in futuro dobbiamo ripensare proprio l'organizzazione e anche il rapporto a queste nuove persone. Lungimiranza la definirei preoccupazione perché nel momento in cui tu cambi la fisionomia della tua comunità cambiano anche i servizi che tu devi erogare. Penso nell'ambito sanitario, sono patologie che noi abbiamo e che i migranti non hanno, si pensi non so, alla diverticolosi, loro è assente da noi invece abbiamo reparti di gastroenterologia, ma altre malattie che loro hanno e noi non abbiamo, problemi educativi, problemi di servizi sociali, abbiamo tutta una serie di riassetti dei servizi che in questo momento sono impensabili per noi. E c'è anche l'iter per l'autonomia a impensierire il Presidente del Veneto in Parlamento. Ci sono gli alleati di Fratelli d'Italia a frenare. C'è una discussione, c'è un provvedimento in fase di discussione, esprimerò le mie considerazioni alla fine. È ragionevole che tutti esprimano le proprie perplessità, le proprie proposte e le proprie aspettative, però alla fine vedremo il testo di legge finale che verrà approvato e poi le dirò se c'è stato ostruzionismo o c'è stata solo preoccupazione. È una fretta paurosa visto e considerato che abbiamo fatto il referendum nel 2017, però devo dire che con questo governo abbiamo stabilita l'obbligatorietà della definizione dei LEP e quindi i livelli essenziali delle prestazioni e dall'altro finalmente c'è un disegno di legge in discussione in Parlamento. Fino ad oggi non c'è mai stata una congiuntura astrale così positiva. Dal 1° settembre, annuncia il portale dell'autonomia della Regione, si arricchirà di dati utili per avere un quadro economico del Veneto in tutte le sue declinazioni.